Buongiorno, siamo con l'assessore Nicoletta San Martino alla tutela ambientale del comune di Varese per presentare un'assoluta novità. Il centro ambientale mobile della raccolta differenziata è dietro di noi. Chiediamo all'assessore San Martino a che cosa serva, quando entri in funzione e perché. E c'è questa aggiunta con la nuova azienda che si occupa dei rifiuti e dei servizi per l'ambiente in città, la Sangalli. Prego, assessore. Sì, questa è un'altra delle novità che abbiamo messo in campo. Stiamo cercando il più possibile di agevolare per i cittadini la raccolta differenziata, quindi sicuramente stiamo già ascoltando tutte le necessità e tutti i suggerimenti, ma stiamo mettendo in campo anche proprio cose nuove. Il centro ambientale mobile è una di queste. In pratica, come potete vedere, è un container che verrà posizionato una volta alla settimana in vari punti della città, nei vari quartieri. Si parte già da questa domenica a Casbeno, ma il calendario si trova sul sito della Sangalli e servirà ai cittadini per poter conferire piccoli oggetti, tutto quello che non può essere inserito nel sacco dell'indifferenziato e che naturalmente non sono ingombranti, quindi il telefonino rotto piuttosto che le pile, l'olio usato, tutto quello che normalmente non si può differenziare. È sicuramente un aiuto perché fino a questo momento bisognava recarsi in discarica nei giorni stabiliti, mentre così si troverà nel proprio quartiere la possibilità, con meno fatica sicuramente, di conferire tutto quello che abbiamo in casa e che magari ci ingombra. Vedete dietro le mie spalle anche un'altra novità che io ho chiesto sin dall'inizio, essendo anch'io una cittadina. La questione dell'olio di cucina usato, credo che tutti quelli che hanno una cucina e una famiglia sanno che è un problema, e quindi nel centro ambientale mobile si potrà conferire l'olio usato, ma abbiamo pensato di mettere in vari punti della città anche questi nuovi contenitori dove si potrà portare la bottiglia dell'olio usata e senza neanche versarla proprio conferire la bottiglia piena. Quindi penso che anche questo sia una novità che viene incontro alle esigenze di tutti.